Secondo le ultime statistiche sta aumentando sempre di più il consumo di droga tra gli adolescenti nel veneziano. È allarme crack, lo stupefacente a base di cocaina che mischiata a bicarbonato o ammoniaca si assume inalandolo con effetti irreversibili su corpo e mente. Anche noi abbiamo avuto un aumento in questi ultimi anni, soprattutto di poliassuntori, tra cui quelli in cui il passaggio è stato da sostanze tipo la cocaina inalata a quella fumata, quindi il crack. Gli effetti sono sicuramente molto pesanti dal punto di vista della salute e del benessere, in quanto è una sostanza che induce una elevata dipendenza, una rapida assuefazione e soprattutto ha una ricaduta sul comportamento, un comportamento che può diventare aggressivo e soprattutto con degli sintomi psicotici evidenti. Da qui quindi ricoveri al pronto soccorso, in SPDC, quindi in psichiatria, e una condizione di estremo disagio e malessere proprio nella relazione quotidiana che la persona ha col mondo. Per il SERD è importante intervenire al più presto per salvare gli assuntori di droga dalla dipendenza cronica. Più si allunga quell'intervallo di tempo tra l'uso problematico e la richiesta poi di aiuto e quindi la cura, più aumenta la possibilità che effettivamente quella situazione psicopatologica, sia organica che psichica che psicologica, si protragga nel tempo, e da qui la cronicità.